Una bomba a orologeria. Non ha esitato a definirlo così il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo. Un autotreno in balia del camionista ubriaco, un mezzo da 44 tonnellate che se avesse impattato con altre auto avrebbe potuto provocare una strage. Invece, fortunatamente, dopo lo zig-zag sulla carreggiata ha finito la sua corsa invadendo una strada sterrata, una laterale di via Alzaia, in piena Restera. Erano le 15:45 di ieri pomeriggio. La manovra del conducente, un 63enne serbo, medesima nazionalità della targa del camion, ha comunque bloccato la circolazione per ore in quel tratto. Sul posto 3 pattuglie della polizia locale. Il serbo aveva un tasso alcolico di 2,4 quando la legge impone lo 0 per gli autisti professionali. In più, l'analisi del cronotachigrafo ha rivelato mancati riposi. L'uomo era quasi ubriaco ed esausto, un mix che avrebbe potuto essere micidiale. È stato denunciato, rischia un'ammenda complessiva di 9.000 euro e la sospensione della patente per oltre un anno. Solo alle 20 la circolazione lungo la strada è tornata alla normalità.